Comitato parlamentare con in testa il deputato Zoffili chiede il potenziamento delle forze dell'ordine. Sequestrati i beni al re degli scafisti di Marsala. Arriva un nuovo barchino a Siculiana. 1,5 miliardi di fondi della finanziaria regionale non trovano attuazione. L'attacco di fiducia dell'UDC all'assessore all'economia Armao. La bozza per la riapertura della scuola a settembre lascia tutti scontenti, presidi, sindacati, genitori e associazioni. Inaugurata a San Giovanni la Punta, a Catania, uno dei più grandi d'Italia, 300 auto possono vedere film in uno spazio di 14.000 metri quadrati. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Immigrazione. Il Comitato parlamentare per l'attuazione di Schengen si riunisce ad Agrigento. Il presidente Eugenio Zoffili invita i ministri Lamorgese e Speranza a effettuare un sopralluogo nell'Agrigentino e chiede il potenziamento delle forze dell'ordine. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Un'intera mattinata è durata la visita della delegazione del Comitato parlamentare di controllo su Schengen e di vigilanza sull'attività di Europol in materia di immigrazione, guidata dal presidente Eugenio Zoffili della Lega e di altri componenti nazionali e di 2 parlamentari agrigentini di 5 Stelle, onorevole Perconti e Rosalba Cimino. Gli incontri si sono svolti presso la prefettura di Agrigento alla presenza del prefetto Maria Rita Cocciufa. La delegazione parlamentare ha incontrato rappresentanti istituzionali delle forze dell'ordine, della Capitaneria di Porto, competenti per l'accoglienza, la vigilanza e l'aspetto sanitario, e anche i sindaci di Agrigento, Firetto, Siculiana, Lauricella e Carmina di Porto Empedocle, che hanno evidenziato le problematiche legate all'emergenza migranti e alla relativa loro accoglienza. Le diverse visite previste dalla Commissione sono saltate per via del tempo limitato, dovendo poi recarsi presso l'isola di Lampedusa, altra tappa stabilita nel programma. Non è stata infatti visitata la struttura di accoglienza di Siculiana e quella del villaggio Mosè, mentre al termine si è preferito andare solo a Porto Empedocle a visitare esternamente la nave Moby Zaza agli onori della cronaca di ieri per via dei 28 casi positivi trovati tra gli immigrati che recentemente sono stati raccolti dalla motonave Sea Watch e trasportati sulla nave in rade a Porto Empedocle. Sull'incontro di ieri è intervenuta la parlamentare di 5 Stelle Cimino, affermando come mi ritengo soddisfatta del lavoro svolto in questi 2 giorni, essendo una deputata del territorio conosco bene questi luoghi e siamo intervenuti in Parlamento al fine di migliorare il sistema dell'accoglienza anche in virtù dell'emergenza sanitaria che si è creata. Adesso, conclude la Cimino, dobbiamo continuare a lavorare per una proficua gestione del fenomeno, noi intanto continueremo a vigilare. E intanto in merito alla vicenda degli immigrati interviene stamani in una sua nota stampa il consigliere comunale empedoclino Giuseppe Todaro, che afferma: come ancora una volta siamo alla ribalta nazionale per fatti negativi. Chi subisce e subirà il danno di tutto questo clamore per la nave che ospita 28 immigrati colpiti da Covid-19? Sarà Porto Empedocle, per non parlare degli imprenditori, dei commercianti, delle attività commerciali che vedranno andare in fumo quella fievole speranza di poter rilanciare le proprie attività economiche e lavorare in questa già nefasta stagione estiva. Todaro chiede al sindaco che si faccia portavoce e faccia sentire il suo grido di allarme della comunità a chi di dovere che si impegnino con misure ad hoc per il nostro Paese. Al termine degli incontri istituzionali, un bilancio della giornata è stata tenuta dal Presidente della Commissione, onorevole Eugenio Zoffili. Io sono assolutamente preoccupato di questa situazione, siamo arrivati con la bicamerale Schengen, Europol Immigrazione ieri, Pozzallo, Porto Empedocle, stanotte saremo sulle imbarcazioni della Guardia di Finanza a Lampedusa e domani con il sindaco dell'isola, con i cittadini. Gli sbarchi sono aumentati anche gli episodi di criminalità in queste zone legate all'immigrazione clandestina. 28 positivi, notizia preoccupante. Il Parlamento attraverso la bicamerale è qui presente, io chiedo un sopralluogo del Ministro dell'Interno Lamorgese e del Ministro della Salute Speranza, è assolutamente doveroso.
vostra relazione chiederete anche l'incremento della presenza delle forze dell'ordine? Assolutamente sì, ieri a Pozzallo e oggi qui in Prefettura di Agrigento abbiamo incontrato sindaci, abbiamo incontrato operatori, agenti delle forze dell'ordine, rappresentanze sindacali, il SAP. Sia ieri che oggi ci hanno chiesto a gran voce il potenziamento e l'incremento degli organici delle forze di polizia, delle forze dell'ordine, ma anche dei soldati e dei militari dell'operazione Strade Sicure dell'Esercito Italiano. Quindi al rientro, l'abbiamo già chiesto attraverso la stampa, attraverso gli organi di informazione locali e nazionali qui presenti, al rientro nella nostra relazione chiederemo al Ministro dell'Interno ma anche al Ministro della Difesa di incrementare la presenza delle forze dell'ordine qui sui territori siciliani. Ecco, incontrando i sindaci in particolare, che idea si è fatto? Arrivano istanze di un allargamento dei limiti di bilancio così come l'Europa ha fatto con l'Italia. C'è un comune ad esempio a Porto Empedocle che ha pochissimi vigili, come fa a controllare le spiagge, insomma a controllare il territorio locale? Ma i sindaci ci hanno rappresentato delle criticità, le abbiamo ascoltati e chiaramente inseriremo nella nostra relazione le loro istanze che porteremo all'attenzione del Parlamento e del Governo anche nell'ambito delle interlocuzioni con l'Europa, che a nostro avviso deve essere un po' più presente nel confine esterno del Paese e dell'Europa stessa. Ecco, altre istanze in particolare, qualcuna? Ma istanze che riguardano anche i centri di accoglienza, appunto come dicevamo prima, un potenziamento delle forze dell'ordine, dato che ci sono delle condizioni di alcune municipalità che hanno pochi agenti della polizia locale. I sindaci assolutamente li ascoltiamo sempre e porteremo ai vari livelli quanto abbiamo ascoltato, stando tra le persone, tra gli operatori che sono sul campo. Al mattino di oggi un barchino con 11 tunisini a bordo è stato intercettato nei pressi di Siculiana. I migranti sono stati trasbordati su una motovedetta della Guardia di Finanza e sono stati condotti a Porto Empedocle per i controlli di rito anagrafici e sanitari. Sequestrati beni al re degli scafisti a Marsala. Si tratta di un tunisino che gestiva un ristorante sul lungomare, un servizio taxi da Tunisi a Lampedusa con annesso contrabbando di sigarette. I dettagli nel servizio. Il Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, su richiesta della Procura della Repubblica di Palermo, ha emesso un provvedimento di sequestro per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro di aziende, immobili, disponibilità finanziarie nei confronti del quarantenne tunisino Fadel Monser. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo con supporto dei colleghi del Comando Provinciale di Trapani. Nel gennaio 2019 Fadel Monser, unitamente ad altri 13 indagati, è stato coinvolto nell'indagine denominata Barbanera, nella quale è emerso che il quarantenne tunisino era a capo di un sodalizio criminale dedito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, costituito da cittadini tunisini ed italiani operanti tra il Nord Africa e le province di Trapani, Agrigento e Palermo. L'associazione a delinquere, capeggiata dal Monser, monitorata dalle investigazioni dal 2017 al 2019, disponeva di adeguate risorse umane e materiali, ma anche di numerosi mezzi nautici in grado di effettuare stabilmente traversate dalla Tunisia alla Sicilia, finalizzate all'ingresso illegale nel territorio italiano di migranti e consistenti quantitativi di tabacchi esteri di contrabbando. Per ogni traversata i cittadini extracomunitari arrivavano a pagare anche il prezzo di 3.000 euro. Inoltre, già nel 2012 lo stesso Monser era stato arrestato per aver detenuto armi ed esplosivi, verosimilmente destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale italiano. Gli accertamenti economici patrimoniali hanno evidenziato una significativa sproporzione tra i redditi dichiarati e gli investimenti effettuati nel tempo da Fadel Monser. Sulla base delle evidenze raccolte, il Tribunale di Trapani ha disposto il sequestro di un immobile, 2 aziende e terreni ubicati a Mazara e Marsala del Vallo, nonché di un'autovettura e di disponibilità finanziarie, il tutto per un valore complessivo, come detto, pari a circa 1,5 milioni di euro.
A distanza di 11 giorni dal duplice omicidio si svolgono oggi i funerali dei fratelli canicattinesi Filippo e Calogero La Monaca, uccisi a Pietrate nella loro campagna in contrada dell'Iella. Le indagini per risalire agli autori del massacro sono ancora in alto mare. Vediamo. Si svolgono oggi nella chiesa di San Domenico a Canicattì i funerali dei fratelli Calogero e Filippo La Monaca, 74 e 76 anni, uccisi a Pietrate lo scorso 14 giugno nelle campagne nissene in contrada dell'Iella. Dopo 11 giorni dai fatti e dopo un doppio esame, quello autoptico e la prova del DNA, per essere certi dell'identità di Filippo, visto che il cadavere era carbonizzato, la procura di Caltanissetta ha disequestrato le salme e le ha riconsegnate ai familiari per le esequie. Sarà Don Salvatore Casà a celebrare i funerali nella chiesa del quartiere in cui i due fratelli vivevano. Calogero La Monaca, circa 20 anni fa, è stato assessore ai lavori pubblici nella giunta guidata allora dal sindaco Carmelo Cammalleri. Meno pubblica la vita del fratello maggiore Filippo, che oltre ad occuparsi della campagna gestiva con le due sorelle una gioielleria del centro di Canicattì. Nel 1990 era stato ucciso il loro fratello Antonio e da allora si parlò di un delitto di mafia. Il duplice omicidio di Filippo e Calogero invece si presenta come un vero e proprio giallo per gli inquirenti. Dalle modalità, visto che i due fratelli sono stati uccisi con delle grosse pietre, sembra essere più un delitto d'impeto che premeditato. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri guidati dal tenente colonnello Alessio Artiori sotto il coordinamento dei sostituti Stefano Strino e Nadia Caruso per dare un volto e una identità agli assassini, ma anche un movente al duplice delitto che in questa fase è ritenuto come frutto dell'impeto. Quel colpo di pietra risultato fatale infatti lascerebbe presupporre un incontrollato scatto d'ira del momento, nulla dunque di premeditato, e mentre vanno avanti altri interrogatori da parte dei militari restano ancora zone d'ombra sul massacro di contrada dell'Iella. La finanziaria regionale è diventata un'araba fenice, tutti sanno che esiste ma nessuno ne vede gli effetti. Oltre 1,5 miliardi di fondi non trovano ancora attuazione per l'inerzia che dura da circa 2 mesi, lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato dell'UDC. Il nostro direttore Arturo Cantella. Onorevole Figuccia, 1,5 miliardi, fondi ancora congelati relativamente alla finanziaria che è stata approvata il 2 maggio. Sono dei fondi POC, voi avete fatto un'interrogazione parlamentare, ecco, qual è la situazione al momento? In realtà parliamo di oltre 1,5 miliardi, parliamo di risorse che noi abbiamo voluto intercettare al di là dei fondi regionali. Ritenevamo inammissibile che in una fase come quella del Covid si potessero continuare a cercare le soluzioni dove lo si è sempre fatto per decenni, lasciando che magari i fondi comunitari venissero persi. Per questa ragione, insieme a tutto il gruppo parlamentare, abbiamo deciso di ricorrere alla programmazione extraregionale, ai fondi POC. Questa intuizione ci ha dato ragione e siamo riusciti a portare avanti una finanziaria che consentisse di guardare a qualcosa come 120 milioni di euro di fondo perduto per le imprese, che consentisse di creare ristoro per i lavoratori stagionali a partire ad esempio dal settore del turismo, che consentisse di offrire un supporto ai comuni in difficoltà, nonché agli stessi cittadini attraverso prestiti a fondo perduto o anche aiuti alimentari. In realtà tante sono state le misure messe in campo, ma oggi siamo preoccupati dal fatto che ancora questa interlocuzione tra Roma e Palermo non abbia preso corpo, e questo ci lascia perplessi, perché i siciliani tutti, dopo questa, come dire, esplosione di fuoco, vogliono vedere i risultati. E siccome i risultati ancora non arrivano, abbiamo pensato insieme al collega Lo Giudice di fare questa interrogazione per capire effettivamente dove la macchina si è inceppata. Ripeto, a me non interessa sapere se le responsabilità sono imputabili a Roma o a Palermo, lo considero assolutamente secondario rispetto ad una priorità, che è quella che i cittadini possano trovare applicazione a quella legge di stabilità. La priorità è semplicemente una. La priorità è semplicemente
una: i siciliani devono avere risposte, e siccome quella legge di stabilità l'abbiamo costruita in giorni e notti di lavoro all'interno del Parlamento siciliano, abbiamo pensato di chiedere al governo come effettivamente stessero le cose. Ecco, fattivamente, mi scusi onorevole, fattivamente, per concludere, fattivamente quando è che potranno i siciliani godere di queste risposte? Il punto è proprio questo: siccome vediamo che ci sono dei ritardi, vogliamo capire chi sono imputabili, perché per me le risposte le dovevano avere già ricevute nelle settimane passate. Siamo passati 2 mesi, sono trascorsi 2 mesi da quando la finanziaria è approvata, e la gente comincia a chiederci: come mai le somme non arrivano? Ecco, le somme devono essere immediatamente disponibili. Tra l'altro attraverso questa interlocuzione abbiamo appreso che almeno il 50% delle risorse, così ha detto il vicepresidente della regione Armao, sono immediatamente utilizzabili, per cui nei prossimi giorni, anzi nelle prossime ore, avremo un ulteriore confronto e speriamo che davvero possano arrivare presto. La bozza delle linee guida per la riapertura della scuola a settembre fa già clamore. Il ministro Azzolina ne discuterà nelle prossime ore con sindacati e associazioni, ma la sensazione è che siano tutti scontenti. Lello Casesa. Continuano le vibranti proteste del mondo della scuola alla bozza sulle linee guida presentate dal ministro Azzolina per il rientro a settembre degli studenti. Si lavora anche di notte con i tecnici, ha dichiarato Lucia Azzolina, per completare le direttive del rientro a scuola da presentare in conferenza unificata con le regioni, province e comuni. Una riunione ad hoc si è conclusa nelle prime ore del mattino con i rappresentanti delle varie regioni italiane per definire ed accelerare le linee guida sulla riapertura delle scuole. Intanto si allarga la protesta di presidi, insegnanti, genitori e sindacati già sul piede di guerra, dopo aver visionato la bozza circolata da qualche giorno, e da oggi è partita una mobilitazione indetta dal Comitato Priorità alla Scuola che vede lavoratori, studenti, cittadini occupare le piazze di oltre 60 città del Trentino Alto Adige alla Sicilia, per chiedere che la ripartenza del sistema pubblico di istruzione sia al centro degli interventi e delle scelte politiche del governo. Si chiedono adeguati finanziamenti per le scuole che assicurino una tranquilla ed ordinata ripartenza e meno responsabilità sui dirigenti scolastici in caso di possibile contagio. Non è possibile, dichiara il Comitato di Presidi, scaricare le responsabilità sui dirigenti senza ricevere risorse adeguate per mettere in sicurezza alunni e docenti. Vedremo intanto cosa succederà nelle prossime ore e come si risolverà il piano della scuola con il governo e gli enti locali. I lavoratori delle mense e delle pulizie scolastiche e aziendali sono scesi in piazza anche a Messina davanti al municipio in occasione della giornata nazionale di mobilitazione Filcams, Fisascat, Wiltux e Wiltrasporti. Le maestranze hanno chiesto risposte immediate su interventi di sostegno al reddito e prospettive di lavoro. A causa dell'emergenza sanitaria si trovano in una situazione di estrema difficoltà. La copertura dell'ammortizzatore sociale è terminata e i lavoratori si trovano da mesi senza reddito. Inoltre, con la scadenza dell'anno scolastico, si vedono sospesi i contratti di lavoro. I lavoratori chiedono l'estensione della copertura degli ammortizzatori sociali, l'erogazione immediata dell'indennità e la riapertura dei servizi mensa a settembre. Sono queste le richieste alla base dell'iniziativa di mobilitazione. Adesso, scadendo gli ammortizzatori sociali, loro avranno il periodo di sospensione estiva dell'attività didattica e anche di sospensione naturalmente del contratto, quindi del reddito. Per i mesi estivi non percepiranno niente. A settembre, data appunto l'emergenza Covid, ci sarà la rimodulazione della didattica e quindi la riduzione del numero di allievi nelle classi, che comporterà la riduzione dei passi nella mensa, ammesso appunto che il servizio riparta, come riparta, con appunto le varie restrizioni dovute. Quindi i lavoratori, dopo un periodo in cui l'INPS ha ritardato nei pagamenti degli ammortizzatori sociali e quindi hanno preso parte dello stipendio eppure in ritardo, un periodo in cui lo stipendio non lo prenderanno completamente, si ritroveranno ad avere uno stipendio comunque parziale che avrà ulteriori difficoltà.
Per cui noi chiediamo una sensibilizzazione, trovare di strumenti a garantire il reddito e la retribuzione di questi lavoratori che sono al di fuori di questi ammortizzatori sociali, in quanto in 9 settimane sono state praticamente usate, altri 5 saranno a breve usati e non saranno coperte nessuna possibilità economica di questi lavoratori. Per cui chiediamo a livello nazionale al governo, a chi ci governa, di trovare adeguate risposte e esigenze a tutela di questi lavoratori. I coinvolti su Messina saranno circa un centinaio, a livello nazionale sono circa 80.000. Comunque a settembre il problema potrebbe essere che tante persone potrebbero rimanere a casa e senza stipendio, perché se non ci saranno delle leggi per allungare gli ammortizzatori sociali e portarli almeno a 27 settimane, penso che sarà abbastanza critica andare avanti per le famiglie e per tutto, perché non c'è una legge ancora che sta cercando di sistemare, diciamo, la situazione anche a livello di distanziamento, per aprire le mense universitarie, per aprire anche le mense delle scuole elementari, eccetera. Diciamo che noi chiediamo proprio questo, che si rifaccia una nuova riformulazione in modo tale da dare l'opportunità a queste persone ad avere uno stipendio almeno completo o mettere qualche altro sostegno al reddito per poter arrivare almeno a fine anno. Il quartiere Fontanelle di Agrigento invaso dalle sterpaglie e a rischio incendio. Eugenio Cairone. Speriamo che gli operai restino a Fontanelle per completare la bonifica del territorio. La richiesta arriva da chi abita nelle vie del centro che sta aspettando la rimozione dalle erbacce dai marciapiedi che in alcuni punti sono diventate alberelli. Una situazione non certo sopportabile con il caldo. Nel quartiere agrigentino la gente segue con apprensione soprattutto la situazione che riguarda l'unico polmone verde, ovvero le palme del viale Sicilia, circondate dalle sterpaglie. C'è da dire che ogni anno la mancata bonifica causa l'incendio della vasta area, coinvolgendo le piante che per puro miracolo si sono per ora salvate. Dal Comune rassicurano degli interventi almeno per questo, ma si dovrà lavorare tanto per arrivare a ripulire dalle erbacce le principali vie del centro abitato, lasciate, e siamo quasi a luglio, nel più totale abbandono. Ecco perché i residenti a Fontanelle chiedono all'amministrazione comunale di non spostare gli operai per completare il lavoro, che è ancora tanto. Il sindaco di Ioppolo, Giuseppe Portella, scrive una lettera al prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, per rappresentare il problema dell'apertura della sede postale del paese per soli 3 giorni a settimana. Il primo cittadino sottolinea non solo i gravi problemi relativi all'inefficienza del servizio, ma anche i gravi disagi a cui vengono sottoposti gli abitanti, spesso anziani, costretti a lunghe code sotto il sole. La problematica è anche già stata rappresentata alla stazione dei Carabinieri di Ioppolo. Rifiuti in Sicilia, il ministro dell'ambiente Sergio Costa blocca il governatore Nello Musumeci, stop ai termovalorizzatori. Lello Casesa. La delicata ed antica vicenda sui rifiuti che dura da oltre 20 anni nell'isola irrompe nel dibattito siciliano con la nota ufficiale del governo Conte che stoppa quasi definitivamente la realizzazione dei termovalorizzatori. Una lettera di 2 pagine a firma del ministro Costa che intima il presidente della regione a trovare soluzioni alternative ed a varare immediatamente un dettagliato piano sui rifiuti senza inceneritori. Una raccomandazione chiarissima per seppellire definitivamente i termovalorizzatori, anche alla luce dei fatti che pochi giorni fa hanno acceso i riflettori su un progetto privato a Catania, finito al centro dell'indagine per un presunto giro di mazzette. Il ministro dell'ambiente Costa sollecita il piano rifiuti spiegando nel dettaglio che occorre avviare un percorso di gestione dei rifiuti votato alla sostenibilità e allo sviluppo di soluzioni alternative alla tradizionale termovalorizzazione, meno impattanti in termini ambientali ed emissivi.
Pesanti le accuse dei grillini al governatore, con i deputati Pasqua e Trizzino che dichiarano: non solo non abbiamo notizia del piano, ma non sappiamo nulla delle sorti della gestione dei rifiuti in Sicilia. Quasi tutte le province sono carenti di impianti pubblici e la raccolta differenziata ormai è diventata una barzelletta, perché per quanto sia vero che la percentuale è aumentata, è altrettanto vero che non si sa che fine faccia, considerato che impianti per trattarla in Sicilia non ce ne sono, scrivono i deputati del Movimento 5 Stelle. Il ministro Costa conclude la nota scrivendo come una corretta applicazione dell'economia circolare comporta anche una drastica riduzione della quota di rifiuti smaltiti in discariche e dunque diventa necessario lavorare ad un progressivo superamento di questi impianti trovando metodi avanzati ed alternativi. Dopo l'elezione del presidente, la giovane Jessica Lo Giudice di Palma di Montechiaro, deliberata dall'Assemblea dei Soci, ci saranno ulteriori novità nella composizione del Consiglio di amministrazione del Consorzio Idrico Tre Sorgenti di Canicattì. Per riequilibrare la situazione si dovrà dimettere dall'incarico il vicepresidente Calogero Malluzzo, che era stato nominato in rappresentanza del Comune di Palma e quindi adesso non può esprimere sia il presidente che il suo vicario. Al suo posto subentrerà, ma questo sarà ratificato nella prossima riunione d'assemblea, l'esperto del sindaco di Licata Pino Galanti in tema di risorse idriche Toni Licata. Il terzo componente del CDA, espressione del comune di Ravanusa, è invece Eugenio Sciabarrasi. Sulla vicenda è intervenuto in maniera polemica il sindaco di Campobello di Licata Giovanni Picone, che non ha partecipato per altri impegni istituzionali all'assemblea, ma ha voluto comunque esprimere il suo parere. Si dice che gli assenti hanno sempre torto, dice Picone, ma questo non toglie che io abbia il diritto e il dovere di comunicare che ritengo inopportuna questa nomina. Non certo per la preparazione e le doti della dottoressa Lo Giudice, che saranno senz'altro eccellenti, ma quanto per il fatto che la stessa risulta essere la cognata del sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino, e mi dicono tale circostanza è stata resa nota all'assemblea dei sindaci solo a nomina avvenuta. È chiaro a tutti che la terzietà richiesta al presidente del consorzio rispetto alle posizioni dei singoli comuni possa essere messa a dura prova da un rapporto di parentela così stretto. Inoltre, continua Picone, in un momento di così grave crisi si dà pessimo segnale ai cittadini se, nell'indicare ruoli di responsabilità, gli esponenti politici locali scelgono nella cerchia dei loro parenti stretti. Intanto si è concluso l'iter per le operazioni di cessione di reti e impianti al gestore unico provinciale Girgenti Acque, subordinate alla costituzione della nuova società consortile. Il lavoro è stato portato a termine dal commissario incaricato dalla regione Salvatore Lanza. Lo scorso 29 aprile, infatti, a mezzo videoconferenza su Skype, alla presenza del segretario del Tre Sorgenti Piero Amorosia, si è tenuto un vertice con l'ATI al quale hanno partecipato la presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica Provinciale Francesca Valenti, il direttore dell'ATI Vincenzo Iacono, il sindaco di Palma Stefano Castellino e il vicepresidente del Tre Sorgenti Calogero Malluzzo. L'incontro aveva come argomento da discutere quello delle modalità e dei tempi di cessione delle reti e del sistema idrico complessivo di titolarità del consorzio canicattinese. In quell'occasione il presidente Valenti ha sostenuto che l'unica alternativa sarebbe stata quella in cui l'ATI acquisirebbe le reti riconsegnandole a Tre Sorgenti in attesa della costituzione della società. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Adesso parliamo delle vertenze che riguardano il corpo della polizia penitenziaria. Arturo Cantella. Nicolò Lauricella è il segretario generale del sindacato nazionale Sinappe, che per l'occasione abbiamo voluto sentire, vista la presenza al carcere Pagliarelli di Palermo in occasione del sit-in nazionale che le sigle sindacali penitenziarie hanno svolto presso le prefetture di tutta Italia per protestare in solidarietà dei colleghi di Santa Maria Capua Vetere. Il segretario generale ha puntato il dito sulle problematiche che da sempre affliggono il sistema penitenziario e indicato nuove proposte in favore alla categoria con una vera riforma del sistema penitenziario e del corpo stesso. Le proposte sono quelle: uno, di modificare per quanto riguarda il codice penale il reato di tortura. Il reato di tortura secondo me è un reato ingiusto ed è stato formato proprio a danno di tutte le forze di polizia, in particolare quello della polizia penitenziaria, perché realmente lavoriamo a stretto contatto con l'utenza detentiva e siamo più esposti rispetto ad altro, e che comunque ci vuole una riforma sia dell'ordinamento penitenziario sia una riforma anche per quanto riguarda il corpo di polizia penitenziaria, nell'istituire
costruire realmente un comandante del corpo di polizia penitenziaria che appartenga al corpo. Oggi abbiamo i nostri dirigenti, per cui non riusciamo a comprendere perché ci comandano ancora dei civili che realmente disconoscono le realtà delle carceri, e noi abbiamo tanti dirigenti validi in questo corpo di polizia. Tra le proposte anche quella di istituire un capo della polizia penitenziaria e un potenziamento dell'organico che al momento è carente di circa 12.000 unità in Italia, tra cui 2.000 in Sicilia. Questo sarebbe un passaggio fondamentale, perché realmente avremo un comandante della polizia penitenziaria, una persona che ha tutte le competenze specifiche, l'esperienza nel campo della polizia penitenziaria per il lavoro che si va a svolgere, e che comunque necessitiamo anche di un potenziamento dell'organico della forza di polizia penitenziaria. Noi abbiamo circa 12.000 unità di polizia penitenziaria mancanti in tutto il territorio regionale, di cui 2 principalmente nella regione 2.000 nella regione Sicilia. Realmente chiediamo al Ministro e al Capo del Dipartimento, allo Stato stesso, di assumere subito, per togliere quel minimo sofferenza al Corpo di Polizia Penitenziaria, di assumere 5-6.000 unità di Polizia Penitenziaria da far scorrere da quelle gradatorie dei 198, dei concorsi 198, 1220 e 754 ragazzi che hanno sostenuto degli esami per l'andamento, di cui si trovano fermi, che hanno preso 9,50, 9,60. Non ci possiamo permettere il lusso di aspettare i tempi biblici di un nuovo concorso, di sostenere gli esami, di sostenere tutto l'iter burocratico dei ricorsi, perché la polizia penitenziaria ha bisogno di uomini subito, immediatamente, per cui chiediamo al Ministro e al Governo di assumere in via straordinaria ed attingere da queste gradatorie minimo 5-6.000 unità di polizia penitenziaria, con i corsi accelerati di 3 mesi, non di 6 mesi, 12 mesi, se no non ce la faremo più, ci sarà la catastrofe e sicuramente passeremo un momento più brutto di quello che stiamo passando. Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, chiede spiegazioni al sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, sull'ufficio tecnico comunale. I dettagli nel servizio. La prefettura di Agrigento vuol vederci chiaro cosa succede all'ufficio tecnico del comune di Canicattì. Dopo l'esposto del Comitato Civico 2021, che lo scorso 12 giugno ha segnalato presunte disfunzioni dell'ufficio tecnico, con una nota che è stata indirizzata anche al Presidente del Consiglio Comunale Alberto Tedesco e all'assessorato ai lavori pubblici diretto da Rosa Maria Corbo, scende in campo direttamente il prefetto Maria Rita Cocciufa, che ha chiesto spiegazioni al sindaco della città, Ettore Di Ventura. Si prega di fornire cortesi notizie, scrive il prefetto al sindaco, sulle iniziative intraprese o che si intende adottare per la situazione segnalata. Ma cosa aveva denunciato lo scorso 12 giugno il Comitato Civico 2021 di Canicattì? Questo Comitato Civico, hanno scritto nella missiva il presidente Giuseppe Giardina e il segretario Calogero Giarratana, sta ricevendo numerose segnalazioni, soprattutto dai tecnici, relative alla catastrofe organizzativa in cui incorre l'ufficio tecnico del comune di Canicattì. Sembra che l'insediamento del trio assessore Rosa Maria Corbo, segretario generale Giovanni Panepinto e Gioacchino Meli non abbia portato molta fortuna alla città e all'ufficio tecnico. L'ufficio sembra essere stato attraversato da un uragano che ha spazzato via tutto, anche la logistica. Negli uffici non esiste più niente e nessuno. I dipendenti sembrano moralmente afflitti da abulia. È stato fatto perdere loro ogni interesse per le cose che prima creavano entusiasmo. Assaliti dalla cappa dell'insicurezza, nessuno vuole firmare niente. Per altri aspetti si è trasformato in un laboratorio di alchimia. Vedi il progetto del campo sportivo, irrealizzabile, il progetto del cimitero, improponibile, il progetto sul percorso del centro storico, illeggibile, la linea bianca continua sulla statale 122, mostruosa. Addirittura, continuano Giardina e Giarratana, sembra vi sia del personale che viene continuamente mobbizzato, altri che sono stati spostati a fare i portinai, altri ancora che a causa delle continue tensioni si sono ammalati. Il fatto reale è che l'ufficio tecnico non esiste più e con esso il 40% dell'economia della città. Cittadini, tecnici e stessi dipendenti non possono che resistere muti a tale sgranatura, perché si evidenzia una forma di paura nei confronti del segretario generale Giovanni Panepinto e dell'ingegnere Gioacchino Meli. Notiamo molta tensione, conclude il Comitato Civico 2021, tra gli operatori del settore dell'edilizia che non lavorano più, tensione che temiamo si possa trasformare in aggressività. Pertanto sarebbe opportuno, prima che gli eventi possano degenerare, che l'assessore Corbo si dimettesse e che il segretario generale venisse licenziato.
Il gruppo folcloristico Città di Agrigento approda alla finale di un concorso internazionale sotto la direzione di Riccardo Cacicia. L'esibizione degli agrigentini supera gli altri 950 competitor dei 5 continenti. Gli ultimi giorni per votare. Arturo Cantella. Ultimi giorni per votare e far votare i partecipanti al concorso Canoro World Folk Vision. Anche il gruppo Città di Agrigento è passato in finale e fino al 28 giugno sarà possibile esprimere la propria preferenza. Ampia soddisfazione è stata espressa da Riccardo Cacicia, fondatore del gruppo, che da più di 45 anni di storia si è sempre contraddistinto per la sua professionalità, per l'eleganza dei costumi, per le danze, l'autenticità delle musiche tradizionali della nostra terra di Sicilia, facendo conoscere le tradizioni popolari nei 5 continenti, e sono stati anche insigniti come ambasciatori della cultura siciliana nel mondo. Quindi il suo appello a votare. Allora, noi siamo gratificati per aver raggiunto questo importantissimo traguardo, ma ancora noi vogliamo proseguire e quindi invito, così come già l'ho fatto sulle pagine network, invito tutti gli amici, tutti i conoscenti, tutti quanti amano il gruppo folk Città di Agrigento, che nella storia ha significato tantissimo per la città di Agrigento. Non a caso è ambasciatore della cultura agrigentina nel mondo, e quindi un ringraziamento a tutti coloro che fino adesso hanno votato, ma il mio auspicio è quello che da qui a 2 giorni possono ancora votare per permetterci di raggiungere questo importante traguardo. Quanto è importante? È importantissimo, perché già essere arrivati alla finale con 23 milioni di persone che hanno votato, che hanno visto il sito in ogni parte del mondo, dà sicuramente visibilità al gruppo Città di Agrigento, che già 45 anni fa la signora Milano, Luigi Mirante, aveva creato assieme al marito. E quindi per il processo della nostra attività è molto importante sotto l'aspetto della visibilità e della qualità del gruppo. Ha preso il via ieri sera l'avventura del Live D19, il drive-in allestito al Parco Commerciale Portali di San Giovanni La Punta a Catania. La megastruttura, una delle più grandi d'Italia, può ospitare fino a 300 auto e garantisce la visione dei film in piena sicurezza. Vediamo. Riportare al cinema il grande pubblico anche ai tempi del Covid-19. Con questo obiettivo è nato a Catania uno dei drive-in più grandi d'Italia. Con la proiezione di 18 regali, l'emozionante film di Francesco Amato ha preso il via l'avventura di Live 19 all'interno di un parco commerciale di San Giovanni La Punta a Catania. La megastruttura di 14.000 metri quadrati può ospitare fino a 300 auto per un massimo di 600 spettatori
e garantisce la visione di film in piena sicurezza, dotato di un maxi schermo di 21 metri x 8,80 con un proiettore, barco 4K con lampada da 7000 watt, è una delle poche realtà italiane capaci di garantire agli spettatori di trascorrere un paio d'ore di serenità. L'iniziativa, nel corso di tutta l'estate, darà ai siciliani ed ai turisti che arriveranno in Sicilia la possibilità di fruire di uno spazio aperto capace di ospitare, in tutta sicurezza, proiezioni di film, teatro, cabaret e live music. L'idea di base del progetto Live 19, commenta Giuseppe Rapisarda, uno dei promotori dell'iniziativa, è quella di recuperare il format dei grandi cinema all'aperto per offrire ai siciliani qualche ora di intrattenimento. Alla base di tutto ci sarà la sicurezza, che non sarà solo la nostra parola d'ordine, ma sarà il nostro punto di forza. Gli utenti arriveranno direttamente con le loro auto e si sentiranno protetti. Inizieremo con la programmazione di film, dopo si potranno sperimentare altre forme di spettacolo. I film inizieranno ogni sera alle 21:30. I biglietti potranno essere acquistati online o direttamente alla cassa. Ad ogni auto verrà assegnato un posto in platea. L'audio dei film potrà essere ascoltato direttamente dall'autoradio in modalità FM. Con questo è tutto, non c'è altro, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.